Risolta almeno parzialmente l'emergenza sfollati nel centro storico di Favara. La riunione a Palermo tra il presidente della regione Lombardo, l'amministrazione comunale di Favara, la protezione civile ed il deputato regionale Nino Bosco ha prodotto i benefici sperati alla vigilia. A breve saranno erogati 200.000 euro che serviranno a dare accoglienza in nuove abitazioni ad una cinquantina di nuclei familiari che vivono attualmente in abitazioni fortemente a rischio, come documentato ieri dalle nostre telecamere. La somma sarà messa a disposizione dalla Protezione Civile. Nel corso della riunione il direttore generale della Protezione Civile, Lo Monaco, ha inoltre apprezzato l'accelerazione che il sindaco Rosario Manganella sta dando per redigere il piano particolareggiato del centro storico, strumento essenziale per il futuro sviluppo della zona più antica della città. Si sta trovando una soluzione, quella ad esempio di acquisire nuove case, ce ne sono tante sfitte, disabitate nella città di Favara, per consentire a questi cittadini, alle oltre 100 famiglie che abitano appunto quelle che sono a rischio di crollo, di potersi trasferire lì. Servirà probabilmente un disegno di legge di poche righe che certamente l'Assemblea approverà tempestivamente all'unanimità e una risorsa finanziaria la cui disponibilità abbiamo. L'assessore Pier Carmelo Russo alle infrastrutture, che peraltro potrà agire attraverso l'Istituto Autonomo Case Popolari in piena sintonia con l'Assemblea e col Comune e col Sindaco, io credo che nei prossimi giorni potrà presentare il disegno di legge che deve essere approvato prima dell'inizio della sessione di bilancio e con la dotazione finanziaria disponibile potremo provvedere ad acquisire, ripeto, questi immobili e a chiedere ai cittadini di trasferirsi là. Noi ci troviamo adesso di fronte a un problema irrisolto, che è quello di dare un tetto a coloro i quali hanno lasciato le proprie case perché pericolante, e quindi si pone un problema di un finanziamento da parte della Regione per mettere in sicurezza intanto le abitazioni che sono a rischio crollo, ma soprattutto, ripeto, perché questi cittadini possano di nuovo tornare in case più consistenti, diciamo, da un punto di vista della tenuta dell'edificio stesso. All'incontro di Palermo a Palazzo d'Orléans ha partecipato anche il deputato del PDL della Sicilia Nino Bosco, favarese doc, che afferma attraverso lo IACP è possibile acquisire le tante case sfitte e disabitate che ci sono a Favara per consentire alle famiglie che abitano gli edifici a rischio crollo di potersi trasferire lì. Per Nino Bosco inoltre è necessario un disegno di legge di poche righe che sarà presentato dall'assessore Russo e che il Parlamento siciliano potrà approvare prima della sessione di bilancio. Abbiamo le risorse necessarie, ha sottolineato Bosco, per portare a termine questa operazione. Dopo la tragedia del gennaio del 2010 è impensabile continuare a rischiare vite umane.